La musica è un'idea, non una regola. Almeno questo è il mio parere. Perché dico questo? Perché mi è capitato più volte di discutere con persone che giustamente hanno il loro punto di vista e alcuni di questi sostengono che per fare musica bisogna prima di tutto studiare, quindi bisogna prima studiare, acquisire una certa conoscenza per eseguire musica in maniera concreta, coerente, perfetta, impeccabile. Allora io parto dal presupposto che la perfezione non appartiene all'uomo, ma soprattutto dico il talento, il cuore che uno ci mette nelle cose che fa, e non solo nella musica, in generale, a prescindere dalla forma d'arte di ognuno, soprattutto l'esigenza, l'ispirazione, quindi quel qualcosa che è dentro ognuno di noi e che magari attraverso la musica cerchiamo di tirare fuori. Non è importante questo, bisogna per forza prima studiare per poter dare sfogo alla propria creatività. È una domanda, è una domanda. Ovviamente io ho il mio punto di vista e ho la mia, come dire, la penso a modo mio e credo che bisogna assolutamente assecondare il proprio stato d'animo, la propria voglia di fare, non per forza dover aspettare di imparare, così come le cose vengono insegnate a livello accademico nelle scuole, per, prima di poter veramente dare sfogo a ciò che abbiamo dentro e che sentiamo di voler tirare fuori. Lo sappiamo tutti, artisti, cantanti, musicisti, strumentisti di qualsiasi tipo di strumento, molti di questi non hanno studiato una beata minchia, eppure sono sulla bocca di tutti perché hanno, alcuni di questi hanno cambiato la musica, hanno portato delle innovazioni importanti e la musica ha avuto una evoluzione grazie a molti di questi. È inutile citarli e nominarli, non voglio entrare nel banale e dire cose scontate. Sì, è vero, l'autodidatta studia esattamente come uno che studia a scuola, però con la differenza che ha sicuramente una predisposizione molto importante, un talento ed è predisposto e quindi riesce ad imparare con velocità e rapidità pur non avendo guide concrete, quindi maestri al proprio fianco, o sbaglio? E quindi alcuni di questi, nonostante tutto, hanno fatto la storia. Ce ne sono tanti di chitarristi che pur non avendo frequentato alcuna scuola sono diventati quello che sono diventati. Quindi il discorso è questo. La cosa più importante, secondo il mio punto di vista, è tirare fuori quella che è la voglia, quella che è la cosa che ci spinge, la cosa che sentiamo di dover tirare fuori e non possiamo aspettare, nessuno di noi può aspettare ad imparare, a studiare prima di poterlo fare. Quindi il consiglio che do a molti di quelli che magari si trovano a discutere di questa cosa con alcuni che ovviamente hanno il loro pensiero, continuate per la vostra strada e cercate di creare un feeling particolare con il vostro strumento, qualunque esso sia, e prendere sempre più confidenza. Non sta scritto da nessuna parte che bisogna andare a scuola per poter fare musica sincera e fatta col cuore. Questo è il mio punto di vista. Al prossimo video e buona serata. Ciao!